Eccoci qua di nuovo assieme in diretta ad ore 7, è arrivato il momento dell'ospite in presenza, lo ringrazio per essere qui, Antonio D'Alfonso, presidente dell'Associazione Trapianti di Fegato, delegazione di Udine. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto ad ore 7. Oggi parliamo di questo avvio delle prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid. Voi eravate in attesa di questo momento da tanto tempo. E proprio ieri sera è arrivata a lei come presidente dell'associazione la mail del vice governatore Riccardo Riccardi. Certo, è arrivata intorno alle 18:30, cui ringrazio sinceramente l'assessore Riccardi per il suo impegno che sta dimostrando in questo periodo di vaccinazione, perché lo so che è molto impegno. Poi noi abbiamo la protezione civile regionale che è uno dei migliori di tutta Italia, chiamiamolo così. L'assessore si sta comportando molto bene, soprattutto con i trapiantati, e adesso, proprio come dicevo ieri sera, è arrivata l'email che ci ha dato un po' di conforto, ci ha dato tutte le spiegazioni come veniamo vaccinati e quindi aspettiamo, io specialmente sono in attesa di fare il vaccino perché ho un nipotino che voglio avere a casa mia, quindi Certo. prima faccio il vaccino, prima il nipote è contento. Assolutamente sì. Voi attendete appunto questa telefonata e poi sarete vaccinati nelle prossime giornate, sabato all'ospedale di Sì, Udine. i vaccini per le liste d'attesa dei trapianti e dei trapiantati inizieranno il giorno 26, che verremo contattati da ognuno dal suo ambulatorio di trapianti, di cui fegato, cuore e reni. Ognuno chiama i suoi pazienti. E ci recheremo all'ingresso dell'ospedale, al CUP, vicino al CUP, ci fanno il vaccino. Iniziano, come ripeto, il venerdì, dalle 14 alle 18. A voi saranno assegnate le dose Pfizer o Moderna, non Sì, AstraZeneca. uno dei due, un moderno fai sicuramente quella lì, perché siamo immunosoppressi, quindi abbiamo dei grossi problemi e quindi l'unico farmaco è quello lì che potremmo fare. In quanti siete? Lei mi diceva un Ecco. numero molto alto in regione. Dunque, complessivamente tra trapiantati, cuore, fegato, reni, liste d'attesa, oncologiche, eccetera, a livello regione ne siamo 2300 circa, tutto complessivamente. Tra trapiantati di cuore, rene e fegato sui 180-200. Questo è il numero che ne faremo un po' al giorno quando siamo persone immunodepressi, perché prendiamo farmaci, che io prendo un farmaco tutti i giorni, 4 mg di Adagraf, che ha rilascio lentamente. Certo. E quindi Era in attesa di questa data, diciamo, il vaccino per voi è una grande gioia. per noi è una grandissima gioia perché rivediamo la luce un'altra volta, perché quando ho fatto il trapianto nel 2006 con il professor Bresadola, l'aiuto Baccarani, sono rinato un'altra volta, perché sai, problemi di fegato, vuoi fare il trapianto, il dottor, come si chiama lì, mi sfugge, Soardo di Cervignano, mi ha detto tu facciamo il trapianto o te ne vai all'altro paese. Quindi ho fatto il trapianto, sono rinato e mi è andato tutto benissimo. Devo ringraziare tutta l'equipe della trapianto e fegato, capo Bresadola, che io lo chiamo il secondo papà, perché sai, è così, effettivamente è così. Sto bene, grazie al Signore e ai medici, quindi ringrazio ancora. Col vaccino spero di stare ancora meglio, ecco. Come ha vissuto questo momento, questo periodo, questo anno di pandemia, con Per tanta preoccupazione? quest'anno io personalmente, come tutti i trapiantati, siamo rinchiusi in casa. Io sono chiuso in casa, esco solo per prendere il giornale oppure così, ma basta 10 minuti. È un anno che facciamo questa vita. Quindi col vaccino spero di poter, non adesso, ma sempre con precauzione, mascherina, distanza, eccetera, uscire un po' di più. Certo. Mi diceva che tra i trapiantati ci sono diversi giovani. Certamente, ci sono tantissimi ragazzi, ragazze, quindicenni, ventenni, ma anche bambini di 5-6 anni. Posso portare
che è successo a Torino, all'ospedale Santa Margherita di Torino. È stato operato un bambino di 5 anni, che era di un somalo, di somalo, che è stato attaccato all'apparecchio un cuore artificiale per 3 anni, perché non si trovava il cuore. Finalmente è arrivato il cuore, è stato trapiantato, è rinato anche lui, sta bene già a casa, quindi sta benissimo. 5 anni, Quindi, così. Quindi bisogna avere speranza, bisogna Speranza. essere fiduciosi anche nei vaccini, andare a vaccinarsi tranquillamente. Sicuramente, avere sempre una speranza, soprattutto col vaccino in questo periodo. E soprattutto io faccio gli auguri a tutti i pazienti in liste d'attesa di stare tranquilli, che prima o poi, più prima che poi, arriveranno alla chiamata, che tenersi sempre pronti, la borsa sempre preparata, perché lo chiamano e gli danno massimo un'ora di tempo di recarsi in ospedale. Quindi, Infatti lei mi raccontava quando appunto nel 2006 lei è stato... novembre 2006, ecco, sì, che sì. ha avuto 2 chiamate, la prima fallita perché il fegato non era idoneo, la seconda chiamata una settimana successiva. Certamente. E stava mangiando una frittella, mi diceva, era in centro a Udine. Poi, devo dire, aggiungere un'altra cosa, che la prima chiamata è andata male in quanto il fegato non era idoneo al 100%. Un'altra volta mi ha chiamato il professor Baccarani, mi ricordo era le 10:30 di sera, mi dice: caro Antonio, fra mezz'ora giù. A che fare, dico io? Deve fare il trapianto, dico no. Mi dice lui: oh, ma ha preso una FIFA, non ci sono andato. Gli ho detto: io non vengo perché, ma non c'ha la febbre? No, io non c'ho, la febbre non ce l'ho, sto abbastanza benino. Chi ti segue, dottor Soa, adesso chiamo Soardo lui, sono messi d'accordo fra di loro, ma ha detto non venire, perché se viene così talmente impaurito non riesce bene. Dopo a distanza di 8 giorni sono andato. Probabilmente non era destino. No, sì, era stato un periodo di un po' di FIFA, le devo dire, un po' di paura. Invece dopo la terza volta sono andato e è andato tutto perfetto. E la vediamo, è splendida forma, devo dire la verità. Certo. Davvero. Io la ringrazio. Dunque, lei non ha ancora ricevuto la chiamata, ma probabilmente la riceverà oggi. Io credo tra oggi e domani sicuramente. E quindi mi chiameranno, quindi sarà poi vaccinato. mi darà il giorno, l'ora e vado di corsa. Va di corsa, come ho fatto il trapianto. Bene. Bene. La ringrazio, mi dica. Grazie a lei, grazie a Telefriuli che mi ha dato l'occasione di partecipare ai momenti di questi vaccini, di spiegare un po' la composizione dei trapianti, e grazie a lei.